non ci siamo, perché se qualcuno qui ha deciso di ammazzare le famiglie dei minatori, signori, ci tagliamo noi, ci tagliamo noi, ci tagliamo noi, ce l'ho da Carlo. La frustrazione e il nervosismo esplodono in galleria nel modo più inaspettato. Uno dei sindacalisti che parla in una tesa conferenza stampa nel fondo della miniera si ferisce al polso con un coltello. Indietro per favore, dai! Dai indietro! Oh! Indietro! Dammi il coltello! Fate aria, fate l'aria! Allontanate un po', per favore. Uscite, uscite! Aiuto! Fammi uscire, dai! Fuori! Fammi uscire, fammi. Dai! Fuori tutti! Fuori! Al quarto giorno di occupazione il clima in galleria è così pesante da spingere i minatori a spostarsi davanti al deposito di esplosivi, per mostrare che si fa sul serio. Le prime voci negative da Roma fanno capire che l'avvertenza sarà complessa e pesante, come l'investimento che i minatori vorrebbero per riconvertire 1,5 miliardi in 8 anni. Un progetto discusso, una sorta di centrale miniera che bruci la CO2 nel sottosuolo. Agli occhi dei lavoratori l'unico modo per salvare Carbosulcis. Sarà una lotta comunque lunga, ma in galleria si è già esasperati fino al gesto assurdo quanto disperato di oggi. In questi ultimi 10 anni abbiamo perso 7.000 posti di lavoro. Non siamo più disposti a perderne neanche uno. Allora adesso però ci andiamo a collegare in diretta con Paolo Piras, che è proprio dentro la miniera. Allora Paolo, intanto... Siamo nella gabbia qui davanti alla miniera. Prima di tutto chiediamo notizie di come sta Stefano Meletti, il sindacalista che si è fatto male oggi durante la conferenza stampa. Stefano sta bene, è uscito dall'ospedale, si trova a casa sua con la sua famiglia, sta riposando, non vede l'ora di tornare qui in miniera per continuare la lotta e nei prossimi giorni sarà qui con noi di nuovo. Ecco, Qui ti sentono. Sì. Allora io volevo chiedervi questo, perché oggi il sottosegretario dello sviluppo economico in un'intervista a Repubblica ha detto che la vostra proposta, quella di riconversione dell'impianto di stoccaggio in un impianto di stoccaggio dell'anidride carbonica non è sostenibile perché costa troppo. Come rispondete voi a questa obiezione che è stata fatta subito? Ci deve spiegare perché costa troppo e poi ci deve spiegare anche perché 13 miliardi per le energie rinnovabili non costano tanto, per l'eolico e fotovoltaico che non producono posto di lavoro, perché si spendono in Italia 13 miliardi a cospetto di 200 milioni all'anno del nostro progetto. Mi devono spiegare questo, questi sono conti. Loro che sono a Roma e fanno 2 più 2 ce lo devono spiegare. Ecco, ma ci sarebbe un'altra soluzione, potrebbe esserci se quella venisse bocciata? Non c'è un'altra soluzione, questo è un progetto innovativo, tecnologicamente avanzato, dove si produce energia pulita e a basso costo. Questo progetto risolverebbe non solo il problema dei minatori, ma risolverebbe il problema di tutto un territorio, delle nostre industrie di Portovespe, che stanno chiudendo sì, proprio perché uno dei fattori che fa chiudere queste industrie è il costo dell'energia. Certo, che è molto alto in Sardegna, ricordiamolo che è una regione che ha il costo dell'energia altissimo. Un'altra cosa, voi siete scesi a 400 metri, avete portato con voi l'esplosivo, dopo che cosa altro potete fare? Sentiamo questo ragazzo che è il rappresentante di un'altra generazione di minatori, l'ultima. Vabbè, noi non è che siamo scesi solamente in questi giorni, noi vogliamo ricordare che stiamo scendendo ogni giorno per lavorare, ogni santo giorno per portarci il nostro stipendio a casa e l'esplosivo ce l'abbiamo lì per lavorare, non per fare atti come questa mattina che il nostro collega Stefano ha dovuto dimostrare a tutti quanti che per avere un nostro futuro è necessario fare atti di estremità. Noi vogliamo solamente lavorare, vogliamo che il nostro governo nazionale in questo momento ci dia una mano e che venga qui qualcheduno a dirci cosa dobbiamo fare, perché così non possiamo più andare avanti. Allora io vi saluto, ma naturalmente ci risentiremo presto, però prima voglio dirvi che c'è una dichiarazione del Presidente della Repubblica che è appena arrivata, il Giorgio Napolitano, che dice: vorrei che i minatori del Sulcis, impegnati in una prova durissima, sapessero come mi sento profondamente partecipe della loro condizione e delle loro ansie. La Sardegna è stata colpita da una crisi che investe più che in qualsiasi altra regione un intero assetto produttivo e occupazionale, di qui la necessità di un profondo ripensamento delle politiche di sviluppo seguite dal passato e appunto
ritengo che l'incontro in sede nazionale annunciato per venerdì debba costituire un'occasione di bilancio delle verifiche e delle esplorazioni già compiute e dare risposte che trasmettano serenità e fiducia in un momento così drammatico, soprattutto appunto per tutti voi lavoratori della miniera. Arrivederci a tutti, ci risentiremo molto presto. Fare un appello, mi dia la possibilità di fare un appello. Va bene, rapidamente però. Sì, rapidamente, ascolti, noi siamo consapevoli che la situazione è molto difficile. Sto facendo un appello a tutto il territorio, artigiani, commercianti, disoccupati, pensionati, a tutte le industrie, venerdì di venire qua e se le risposte saranno negative il territorio deve scendere, si deve mobilitare tutto assieme per fare tutto quello che serve per cercare di risolvere questo problema. Qua siamo morti.